tempo circolavano voci su un fantasma che infestava la vecchia miniera della Calamita. Cercai la collaborazione di un giovane medium del posto. Avevo scoperto che una stregoneria rendeva il fantasma invisibile ai sensitivi come lei, ma le nostre forze unite sarebbero state più che sufficienti a stonarlo. Interrogammo alcuni operai della miniera che ci condussero al palazzo. Si trattava di un edificio infestato da un fantasma, sicuramente il fantasma di un minatore. Si tratta di un vecchio fantasma con un occhio solo. Azeroth, Mithril, Ziptos, aprite quella porta! Che cosa avete intenzione di fare, Madame Michelle? Te l'avevo detto che non avete un... No? Entriamo nel palazzo. È qui dentro, ne sono sicura. Coraggio, Michelle. Se questa stanza lo troveremo. C'è qualcosa nell'aria. Non riesco a respirare. Presto, Madame Michelle. Fatemi strada. Parò, non toccate nulla, vi prego. Eccolo, è qui. Trovato. Non posso crederci. Come sapevate che era lì? Non è facile spiegarlo, ma io li sento. E voilà. È autentico, vero? Credo di sì, Michelle. Non ha altro che una vocazione a... Chi siete? Qual è il vostro nome? Si trattava di uno stregone in grado di congelare le sue vittime agli istanti, proferendo il loro nome unito da una parola magica. Qual è il vostro nome? Non mi... Shh, zitta, non dire nulla. Lo sapevo. Nominato tibi magni saduco stellarum nigerum et uniforme sigillatum. La temperatura scese velocemente mentre pronunciavo l'invocazione. Mi fermai a guardare, incapace di distogliere lo sguardo da quello spettacolo. Poi tutto svanì. Credevo che fosse un'invocazione, neanche un incantesimo. Non ce n'era bisogno, Madame Michelle. E se avesse attaccato me? Avrei trovato un'altra invocazione e non guardatelo in quel modo. Sarete per una medium, ma non mi avevate detto che stavano svaligiando padrone della miniera. Andiamo. Non si sa per quanto può rimanere morto uno stregone così vecchio.